Allora, stiamo parlando sempre di problemi connessi alla non autosufficienza, domiciliarità, e qui parliamo di servizio di assistenza domiciliare, segretario. Sì, allora ci sono diversi servizi che dopo affrontiamo. Questo del servizio viene chiamato SAD, servizio di assistenza domiciliare, è un servizio che offre il comune, è un servizio prettamente, chiamiamolo così, sociale, nel senso che chi interviene, cioè un operatore di assistenza, assicura tra virgolette il benessere della persona, quindi la cura, le pulizie e via dicendo, non interviene sotto l'aspetto sanitario, per essere chiari. Di questo servizio però purtroppo nel Veneto siamo messi un po' male, nel senso che solo l'1,3% delle persone anziane non autosufficienti ricevono questo servizio da parte dei comuni, che sarebbe importante non solamente per, come dire, per il benessere della persona e in particolare per le persone sole, avere un punto di riferimento che periodicamente, sarebbe meglio giornalmente, però viste le cifre insomma è un po' complicato. Controlla, mettiamolo così, anche lo stato della persona, anche lo stato fisico lo può segnalare anche ai servizi sanitari eventualmente. Perché così basso il numero? Perché fondamentalmente alla fine forse ci siamo fermati a una famiglia di anni fa, dove la famiglia era un po' più allargata, e quindi questo servizio fondamentalmente lo garantiva la famiglia allargata, nel senso che vivevano i nonni, papà, mamma, 3, 4, 5, 6 figli, quindi questa cosa era un po' coperta dalla famiglia. Con l'andata del tempo sappiamo benissimo com'è andata, come sta andando, e cioè famiglie dove abbiamo come media un figlio. Raramente gli anziani vivono con i figli e quindi ovviamente a quel punto bisognava trovare una soluzione per dare una risposta alle persone insomma, che si trovano in difficoltà magari da sole. Siamo in ritardo però, è uno dei temi grandi, tutto il filone è che siamo in ritardo alla fine. La programmazione bisognerebbe che fosse fatta un po' meglio, mettiamola così. Fate bene a muovervi con le istituzioni, perché rimettere sempre sul privato non lo trovo corretto. Ognuno ha le proprie responsabilità, fa sempre comodo agire sugli affetti familiari che mai vengono a mancare. Infatti. Chiaro. E ha ragione chi ha scritto questa cosa, ovviamente ancor più oggi si scarica sulla famiglia, che però, ripeto, è cambiata e quindi risulta più pesante poi affrontare anche la cura, l'assistenza degli anziani. L'assistenza domiciliare fondamentalmente fa questo servizio. Cosa proponiamo noi? Oggi è previsto che i comuni giustamente non devono più gestire l'assistenza sociale da soli, cioè un comune con 1.000, 2.000, 3.000 abitanti non può avere un servizio di assistenza domiciliare efficiente. Allora c'è una normativa nazionale che impone ai comuni di mettersi insieme, le chiamano ATS, aggregazioni territoriali sociali, e d'ora in poi dovranno gestire questo servizio di assistenza domiciliare insieme. Quindi nel Veneto sono stati individuati 24 ATS. Questa aggregazione di comuni dovrà assicurare, e si spera in maniera migliore sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, il servizio ai cittadini non più di quel comune singolo, ma di un comune del circondario. E questo significa anche intervenire a fare un regolamento unico. Oggi il servizio di assistenza domiciliare, per esempio, alcuni comuni prevedono la compartecipazione da parte del cittadino, cioè paghi magari in base all'ISEE. Qualche comune prevede che non la paga, qualche comune la fa pagare di più dell'altro, quindi abbiamo una differenziazione anche nel servizio sotto l'aspetto
economico, perché in questo caso si interviene ovviamente anche sotto l'aspetto. L'altro filone. E chi sono i non autosufficienti di cui parlate? Solo over 65 e gli altri disabili di ogni età come sono contemplati? Non hanno assistenza? In Veneto quindi sono molti di più. Allora, noi oggi parliamo di non autosufficienti anziani. Sappiamo che c'è dopo tutta un'altra parte di popolazione che si chiamano disabili, no? Che è un altro pezzo. Noi oggi concentriamo questa attenzione, ma non è che ce li dimentichiamo. I numeri che abbiamo dato prima sono anziani non autosufficienti oltre 65 anni, quindi non ricomprendono quella fetta di popolazione che che ha segnalato l'ascoltatore. Certo. L'altro pezzo collegato, se volete, alla questione dell'assistenza all'anziano a domicilio è l'ADI, assistenza domiciliare integrata. Questa viene fornita invece dall'USL, è un'assistenza fondamentalmente di tipo sanitario, in particolare interviene attualmente nell'attimo in cui l'anziano, o non solo l'anziano, viene dimesso dall'ospedale, ha bisogno di alcune cure e quindi si fanno a domicilio. Anche in questo caso solo il 3,2, è un po' di più dell'1,3, 3,2% della popolazione del Veneto ha questo servizio. Non solo, ma addirittura questo 3,2% significano 165.000 persone, 8 su 10 sono anziani ultra 65 anni, però alla fine un anziano ultra 65 anni vuol dire che nell'arco dell'anno riceve 8 ore, dico 8 ore, non al mese, non alla settimana, all'anno. È pochino. Voi capite cioè non dovrebbe che essere non ha niente, neanche alla settimana sono sufficienti. Non è colpa del personale ovviamente, certo. Ma voi capite che il personale vuol dire che fa un'assistenza alle persone di un quarto d'ora, di mezz'ora, se va bene. Quindi anche in questo caso noi abbiamo bisogno di rilanciare questo servizio, potenziarlo, renderlo effettivo, altra questione, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, perché non tutti i territori garantiscono questo servizio, diciamo, tutti i giorni e in tutti gli orari, e anche quindi omogeneizzare il trattamento, anche in questo caso, a seconda delle USL, come nei comuni, che io do il servizio a seconda anche di quanto mi paga qualcuno, no? E quindi il tentativo dovrebbe essere quello in un ambito più largo di garantire la stessa cosa si dovrebbe garantire per l'ADI a livello territoriale. Quindi questi sono i due interventi, diciamo, uno dei comuni, uno dell'USL, poi c'è un altro intervento, in questo caso sono interventi economici, quindi non sono servizi erogati. La Regione ha previsto, come per le case di riposo, ha previsto dei contributi, li chiamano impegnative di cura domiciliari, e queste impegnative sono dei contributi che vengono date alle persone in base a 9 tipologie di cittadini, mettiamola così. Si va dalla tipologia, diciamo, più strettamente sociale, e quindi intervengo in quel caso, ma anche in patologie, quindi la SLA piuttosto che patologie psichiatriche, salute mentale, insomma li comprendono. L'intervento economico, il contributo che dà la Regione, viene differenziato a seconda della gravità poi dei casi di questi impegnativi di cura domiciliare, ed è in quasi tutte le tipologie collegato all'ISE. Quindi c'è questo aspetto qui. Ho entrambi i genitori molto anziani ma stanno bene, sono figlio unico con moglie e 2 figli, spero un domani non mi trovi a dover assistere fisicamente i miei genitori perché non saprei proprio come fare, economicamente sopravviviamo.
Allora, per non togliere per un po' di suspense, uno dei prossimi interventi che noi faremo su questa rete sarà parlare di risorse, perché è vero infatti. che quello che pone l'ascoltatore, c'è un tema di risorse, perché la non autosufficienza oggi come oggi viene scaricata molto per quanto riguarda la famiglia. Chiudiamo, che siamo proprio in chiusura, che devo fare la battuta sul co-housing. Sì, fare la battuta sul co-housing. Allora, sul co-housing dico che a Padova chiusura. abbiamo cominciato una sperimentazione con il Comune di Padova, l'Università, l'ESU, le organizzazioni sindacali e i sindacati degli inquilini, e c'è stata una prima sperimentazione nel 2023 con 5 casi di convivenza tra persone anziane e giovani studenti. Poi l'anno scorso 17, quest'anno siamo a 20, ma siamo in fase di espansione. Quindi è una cosa molto importante. È una cosa importante che funziona per tutti. Allora, prego, chiudiamo con No, ci sono tanti altri argomenti che riguardano la domiciliarietà, nel senso che c'è tutta la questione dei caregiver per quanto riguarda anche le badanti, gli assistenti familiari. Io direi che per non dire troppe cose in fretta e non rendere concreto insomma la questione, io rinvierei questi altri 2 argomenti sulla domiciliarietà a un prossimo appuntamento. Assolutamente, quindi parleremo anche dei badanti, parleremo di altro ancora. Allora, detto questo, io ringrazio i nostri interlocutori, i nostri ospiti di essere stati qui con noi, sia per Padova che quanto per livello regionale. Grazie a voi di averci seguito. Vi raccomando, chiamate le sedi dello SPI-CGIL, ce ne sono tantissime, come ha spiegato la segretaria, su ogni territorio provinciale, e naturalmente abbiate pazienza per quanto riguarda trovare la disponibilità telefonica, ma potete fare anche scambiare anche 2 chiacchiere con gli operatori, che saranno ben felici di ascoltarvi. Buon proseguimento, a presto.